Sono già nei nastri i partecipanti a questo centrale, il premio Atto Mo. Buoni cavalli di 4 anni, 7 davanti e 2 dietro. Zebuvo F, Zaffiro FB, Zabaione Spav, Zeniatia Lux, Zara del Sile, Zelda Zac, Zuper, questo è il primo nastro, Zanzibar YSS, Zaragoza a 2080, cavalli agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono subito il primo segnale. Veloce Zabaione Spav. Numero 2 Zaffiro FB squalificato. Tanto l'errore per Zaffiro FB. In vantaggio quindi l'allievo di Luigi Cuozzo, uno dei due portacolori della scuderia santese. 200 metri in 15,9. Tanto vediamo secondo alla corda il numero 1 di Zebu VF davanti al 5 di Zara del Sila, all'esterno è Zuper, l'altro allievo di Gennaro Casillo. Poi Zelda Zac in quarta posizione, 38 i primi 400 metri con in vantaggio sempre Zabaione Spav con Luigi Cuozzo. Arriviamo al paletto dei 600 metri in 46 scarsi, Zebu VF in seconda posizione, all'esterno il Sauro Zuper. Poi vediamo Zara del Sile precedere Zelda Zac, intanto si mettono in moto anche le due femmine di Goccia d'Oro. Avanza Zanzibar YSS seguita da Zaragoza, il giro in 1 minuto e 9 decimi, mette una testa davanti Zuper al compagno di colori, ma Luigi Cuozzo fa molta fatica a mandare l'avversario perché è molto ardente il filo di Nadal Shiba. Arriviamo al chilometro in 1.16,3, apparigliati i due, con Zebuvo F in seconda posizione lungo la corda, affiancato da Zanzibar Wise S, poi Zara del Sile che fatica a tenere contatto, all'esterno anche Zaragoza, poi Zeniate Lux. Il giro, il parziale qui davanti alle tribune in 14,5 con in difficoltà Zuper e Zabaione Pava ancora molto tonico davanti su Zebu WF, poi Zara del Sile che cerca di rifarsi sotto, Zanzibar Wise S, curva in 15,3, retta di là, si ripropone Zuper sul compagno di colori, poi Zebu WF in seconda posizione affiancato sempre da Zanzibar Wise S, in terza pariglia Zaragoza, retta di là passata dal figlio di Nadal Shiba in 14,7, Zuper cerca di arginare ora la terza ruota da parte di Zaragoza, di Zanzibar West seguita da Zaragoza. Siamo a 250 metri dalla conclusione, in vantaggio sempre Zabaione Spav, ma avanza Zanzibar Wise S seguito da Zaragoza. Le due femmine di Goccia d'Oro sembrano le più fresche, retta d'arrivo con Zanzibar Wise S in vantaggio, inseguita da Zaragoza, poi Zebu VF, ultimi metri, Zanzibar Wise S viene a vincere su Zaragoza, al terzo Zebu VF, al quarto Zeniatia Lux. 1.15,8 la media al chilometro, che però va tarata dal secondo nastro per Zanzibar Wise S, la figlia di Matchcall Massive per la scuderia Horsauer Passion. Il doppio di Alessandro Gocciadoro come trainer, doppio anche come driver, avendo già vinto una corsa. Secondo posto per Zaragoza con Federico Esposito, mentre al terzo è filtrato lungo la corda Zebu WF. La quota per Zanzibar Wise S, che in chiusura era la favorita, 2,82.